PC, PDS, DS, PD. Nel senso che questi con Berlusconi si sono sempre seduti a tavola. Falce, martello, coltello, forchetta e bavaglino. Cosa hanno fatto questi? Si sono regolarmente seduti a tavola con Berlusconi, solo che gli è sfuggito un piccolo particolare, e gli continua evidentemente a sfuggire, che loro non facevano la parte dei commensali molto spesso, non solo, ma facevano la parte del pollo nel piatto, allo spiedo. Non voglio banalizzare e non voglio essere troppo generoso. Il PC ha guadagnato molto dalla sua disponibilità nei confronti di Berlusconi, perché la storia del baratto e dei baratti quale è? È la storia di come il privato, il cosiddetto mercato, sia stato impacchettato con un bel fiocco, ci hanno scritto sopra monopolio e lo hanno consegnato a Berlusconi, che se l'è volentieri preso. Era una consegna richiesta d'altra parte. I regali del PC, ne abbiamo già ricordati alcuni. Questo libro è nato anche un po' per caso. Stavo cercando tutt'altro in emeroteca alla Camera, soprattutto quel passaggio proprio dell'84 in cui il Partito Comunista salva con i voti determinanti Giulio Andreotti. Sul caso Sindona, sull'affaire Sindona. E mi ha colpito, io per motivi anagrafici non lo sapevo, non me lo ricordavo, il capogruppo del PC era Giorgio Napolitano. Ma io ho fatto per qualche anno nella sede del Partito Radicale la rassegna stampa cartacea, quindi mi è rimasto un po' di know-how, per cui siccome di solito quando va bene di noi parla qualche francobollo, mi sono abituato e mi è caduto l'occhio su un francobollo che diceva Walter Veltroni, responsabile comunicazioni di massa del PC. Mi si è accesa una lampadina. Ho detto, ma all'84 i decreti Craxi, Fininvest. Se conosco i miei polli e se quello c'ha ragione che a pensar male, evidentemente, ogni tanto qualcuna buona gliene veniva, come battutista inarrivabile, come opere un po' meno. Ma Andreotti su questo ha messo il dito in una delle piaghe italiane. E ho cominciato a scavare e a tirare a riva qualche rete. Sapete come quei cartoni animati, quando il simpatico personaggio comincia a tirare su le reti e comincia a vedere che tira, no? Che non ce la fa, che ci vuole l'argano, che gli ci vuole una mano. È venuto fuori di tutto. È venuto fuori come il PC abbia barattato Rai 3 e la piena partecipazione del Partito Comunista alla lottizzazione della Rai con il via libera ai decreti Berlusconi, ai decreti Craxi salva Berlusconi, dove infatti fino a quando c'erano solo le norme salva Berlusconi non passavano o c'erano più problemi. Appena sono state inserite anche le norme sulla Rai, la musica è cambiata e il PC è stato immediatamente sensibile e disponibile. E quindi, sapete, la decretazione d'urgenza non tutti seguono, qui probabilmente sì, ma poi chi ci ascolterà da internet, dalla radio, tanti magari meno. Un decreto legge è uno strumento previsto dalla Costituzione con cui il governo, che non può fare le leggi, si sostituisce in casi di necessità e urgenza al Parlamento e fa un atto avente forza di legge al posto del Parlamento. Ma siccome dovrebbe esserci in uno Stato di diritto la separazione dei poteri e il governo non è il Parlamento deve dire entro 60 giorni se converte in legge, anche modificandolo, quel decreto legge. E quindi diventa una cosa a quel punto del Parlamento. Se non lo fa, quel decreto con cui il governo si è sostituito al Parlamento perde
la sua forza è come se non, sin dall'inizio, come se non ci fosse stato. Poi è chiaro che se si creano dei fatti compiuti ci sono spesso delle leggine per sistemare il fronte ma questo ora non ci interessa. Questa piccola nota per dire cosa? Eravamo al 60° giorno, prima della conversione, mancavano poche ore alla mezzanotte, non ci voleva nulla con un po' di ostruzionismo per fare saltare il decreto Salva Fininvest. Il PC, presidente della seduta, un'altra antica conoscenza, sono sempre loro. Francesco Cossiga, a parte che Cossiga fece delle violenze incredibili al regolamento, ma prima assicurano il numero legale, i comunisti, e poi, certi che ci sia anche l'appoggio dell'MSI, cosa fanno? In finta polemica con Cossiga, a poche ore dalla mezzanotte si alzano e se ne vanno. Quindi cadono gli iscritti a parlare, non ci sono più gli interventi e il decreto viene convertito senza colpo ferire. Grazie al giovine Veltroni in nome e per conto del Partito Comunista. Lui ha parlato di quando Craxi salvò le televisioni di Berlusconi con 2 decreti. Sentite questa perché è interessante. Tanto è vero che noi abbiamo fatto la spia e mi hanno detto ma non è possibile, c'è sfuggito, vai avanti. Il primo decreto salvò le televisioni, il secondo decreto, dopo che fu votato alla Camera, doveva essere votato in Senato. Esatto. Arrivò il venerdì sera e quindi non ci fu tempo per poter farlo passare. Esatto. Che cosa successe? Che il lunedì, se il decreto non fosse passato entro la mezzanotte, le TV di Berlusconi avrebbero chiuso i battenti. Che cosa è successo? Sarebbe bastato che i comunisti, l'opposizione, votasse contro per non far passare il decreto, oppure che si dilungasse nel parlare per far arrivare la mezzanotte. Ma attenzione, arrivò un ordine dal Partito Comunista di allora che disse dobbiamo solo far finta di non far passare il decreto, in realtà deve passare. Pare che l'ordine arrivò dal responsabile della comunicazione del Partito Comunista Italiano. Facciamo il quiz. Chi era? Chi era? Walter Veltroni. Avete capito? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so.